Ciao, sono Enzo, ho 30 anni e sono 3 giorni e 3 ore che non vado su Facebook. Bravo Enzo, bravo. Ciao, sono Monica, ho 25 anni e sono 4 giorni che non vado su Facebook. Brava Monica, brava. Che devi fare con questa cosa? Non ce la facevo più, dovevo controllare la posta. Devi finire? Sì. Iniziamo la terapia. Sì. Oggi voglio condividere con voi che ieri ho fatto un passo importante. Sono andata da Padre Mario, il prete della mia parrocchia, e gli ho confessato che ho pubblicato le mie foto nude su Facebook. No, ti ha assolto? No, ma taggato! Stai calma, stai calma. Mi fa impressione. Però dobbiamo dire che ormai siamo in tanti a essere dipendenti da Facebook. Sì, dipendenti da Facebook stanno aumentando. Infatti stasera faremo una terapia collettiva. Facciamoli entrare. Entrate, andiamo, facciamo un applauso. Bravi tutti, bravi. Aspetta, t'aiuto, aspetta. Aspetta, t'aiuto, aspetta. Presentati. No. Si è rotta la sedia, fai finta. Ciao a tutti, sono Gigi, ho 33 anni e sono una vittima di Facebook. Bravo Gigi, bravo. Bravo Gigi. Ciao. Ross, stai calma. Ciao a tutti, mi chiamo Ross e per sconfiggere Facebook ho adottato un cane. E come si chiama? Tag. Bravo. Bravo, bravo. Ross, ma dove l'hai trovato? Mi ha fatta richiesta di amicizia. Bravo Tag, bravo. Tag. Mangia le crocchettine di Farmville. Ciao, sono Fatima, ho 20 anni e sono... Non bugiarti, perché non ce l'ho 20 anni. Se tu c'hai 20 anni non mi sono mai iscritta a Facebook, hai capito? Sei E tu sei spiona. Brava, Facebook. Stai calma. Dove stanno in astinenza? Posso? Voglio dire una cosa, amici, mi dovete aiutare ad uscire dal tunnel, dal tunnel di Facebook, perché sto sempre su Facebook, non vado più al lavoro e non faccio nemmeno più all'amore con la mia ragazza. La tua ragazza che dice? Ha detto cani, sciune e Facebook e se ne è scappate con l'idraulica. Bravo idraulica! Bravo! Tu sì che hai capito tutto il tubo! Mangia crocchette! Comunque, anch'io ho un problema, perché Facebook mi sta rovinando. Sì, perché mi sta rimbambendo, mi sta cancellando tutta la memoria. È per questo che ho creato una pagina per tutti quelli che vogliono arginare questo problema. E ci sei riuscita? A fa chi? Io ho creato una pagina per tutti quelli che hanno amato le canzoni di Amy Winehouse. È venuta bene? No! Bravo, no! Si stanno giocando noi! Ma adesso basta, dobbiamo uscire dal tunnel di Facebook! Sì! Ci dobbiamo unire! Sì, dobbiamo sconfiggere questo male. Con la volontà si può fare tutto! Riappropriamoci della nostra vita! E andiamo su Twitter! Andiamo!